Ben ritrovati, siamo sempre al 44esimo Vinitaly e siamo passati da Bortolin. Desiderio, l'anno scorso ci presentasti una novità in famiglia, quest'anno invece una novità aziendale, anzi tante novità aziendali, perché ci sono nuovi nati e ci sono anche passaggi strani. Beh, i nuovi nati ormai hanno fatto un anno perché li avevamo presentati l'anno scorso, quindi i miei due gemelli nati l'anno scorso hanno ormai un anno. Quest'anno di novità abbiamo la denominazione che cambia da Prosecco di Valdobbiadene a Valdobbiadene DOCG, quindi un cambiamento epocale per il nostro territorio. E per quanto riguarda il personale e l'aziendale abbiamo fatto il passaggio generazionale dell'azienda che passa da mio papà Angelo al figlio io Desiderio. Per quanto riguarda invece le novità abbiamo approfittato di questa nuova denominazione, quindi il passaggio da DOC a DOCG, per rivedere un po' il restyling delle bottiglie, delle etichette delle bottiglie. Se notate dall'etichetta vediamo che scompare la parola Prosecco, quindi sdoganiamo il nostro territorio da quella parola che era rimasta principe fino a qualche tempo fa. Chiameremo i nostri spumanti Valdobbiadene DOCG, nelle versioni brutta, extra dry e dry naturalmente, ma daremo molto più risalto al territorio piuttosto che alla vite e al vino prodotto. Quindi valore aggiunto, la passione dei produttori, ma anche la fatica delle colline. Beh, ci mancherebbe, non potremmo ottenere e proporre prodotto diverso da quello che produciamo e che proponiamo. Coltiviamo la vite a 600 metri di altezza sul livello del mare e facciamo fatiche enormi nel lavorare la terra, non potrebbe essere altrimenti. Cioè, questo premio davvero è regalato, è dato a tutti quei produttori storici, direi io, che hanno sempre creduto nel proprio terreno, nella propria terra. Desiderio, grazie. Ricordiamo anche ai consumatori che è semplicissimo distinguere il Valdobbiadene o il Conegliano DOCG, quindi il Prosecco superiore, perché ogni bottiglia adesso dal 1° aprile è in distribuzione con la fascetta e quindi lo potrete trovare in tutti i canali distributivi a vostra scelta. Passo la linea a Luca Pinzi e con voi ci vediamo più tardi. Il Vinitaly è anche ricerca, innovazione e sviluppo di nuove idee. Non potevamo non accorgerci di questa iniziativa davvero singolare, originale e già fonte di successi, ovvero un amaro nuovo. Siamo nello stand di Bonaventura Maschio e siamo insieme ad Andrea Maschio che ci racconta questo Pratum, un amaro che sarebbe quasi una tisana alcolica di bassa gradazione. Sì, esattamente. Il senso era proprio quello di fare un prodotto che non esistesse sul mercato. È un prodotto che parte dalla naturalità assoluta dell'erba, del campo. In qualche modo abbiamo voluto spostare il concetto di cru dentro l'amaro, nel mondo dell'amaro che non esisteva. Infatti c'è scritto l'amaro dai prati stabili. L'erba ogni anno con i propri fiori cresce, viene sfalciata e da qui si ottiene l'ingrediente principale di un amaro senza aromi. Sì, è proprio questo il discorso. È la natura così com'è, senza contaminazioni dall'uomo, che ci dà la materia prima per questo amaro. Sono alla fine solo 7 erbe che noi prendiamo dallo sfalcio di questo prato, che danno proprio l'anima del prodotto. Ecco, voi siete prime uve fondamentalmente, con una prime uve, la prima prime uve, poi ci fu quella nera, ma oggi c'è una terza nata, prime uve oro, e cioè ci spiega le differenze? Sì, certo. Allora, in questo caso è l'altra grande novità di questo Vinitaly. Volevamo un prodotto che coniugasse i profumi fruttati di prime uve bianche, che nasce da Prosecco e Riesling fondamentalmente, e la venatura un po' tostata, un po' più importante del legno che caratterizza le prime uve nere. In questo caso è un'unione delle due. Ecco, la cronaca ci porta qui da voi perché siete promotori e continuate ad esserlo da parecchi anni di un concorso che unisce la vostra azienda ai sommelier. Sì, anche questa è una cosa molto importante. Ci sono 2 concorsi, il primo nel senso che viene premiato sabato, è quello della carta dei vini e dei distillati, che è un concorso che l'AIS Veneto promuove per valorizzare le carte dei vini, per cui il servizio nei ristoranti.
Il secondo invece è quello di formazione vero e proprio, è un concorso per i ragazzi che fanno il primo e il secondo corso sommelier, vengono in azienda, vengono a studiare in azienda e fanno anche questo piccolo concorso e verranno premiati i 2 vincitori qui lunedì mattina in stand da noi. Andrea, allora ricordiamo i nomi di questi 2 giovanissimi. Allora, sono Sabrina Tognore della delegazione di Padova e Maurizio Pozza di quella di Verona. Allora, io ti ringrazio davvero tanto per la testimonianza, ma anche per averci raccontato con passione e con cuore questa continua ricerca delle nostre aziende per stupire i nostri palati, ma anche per regalarci prodotti attinenti a quello che vogliamo tutti, una maggiore qualità della vita. Rimaniamo al Vinitaly 2010, le nostre cronache dal primario, questa rubrica la vogliamo proprio dedicare a questo argomento, ai nostri microfoni. Tra poco il ministro Luca Zaia, con il quale abbiamo cercato di tirare un po' le conclusioni di questo straordinario Vinitaly, di questa straordinaria manifestazione. Sentiamolo. Presidente, si è scritta una nuova pagina per il Prosecco. Si scrive una nuova pagina per il Prosecco, ma soprattutto diciamo che da oggi il Prosecco ha il suo nome tutelato e soprattutto entra nel GOTA delle grandi 46 di OCG a livello nazionale. E nasce anche il nuovo consorzio DOC. Nasce il consorzio DOC, ma nasce sicuramente un'opportunità, che questo nome di Prosecco lo possiamo utilizzare solo nella sede della DOCG e della DOC. Quindi avremo 5 province venete che sono Padova, Vicenza, Belluno, Treviso e Venezia autorizzate per il Veneto, e Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia per il Friuli. Altre realtà non potranno utilizzare il termine Prosecco e quindi vinificare Prosecco. Oggi è andato in scena il processo che a lei piace di più, il processo ai falsi. Direi di sì, noi abbiamo inaugurato la stagione della tolleranza zero, ha dato grandi risultati e questi risultati oggi si traducono in controlli, serietà e difesa dei produttori. Bene, ringraziamo il neogovernatore del Veneto Luca Zaia. Avete sentito quante particolarità, quante sottolineature, quanto bisogna investire e credere nei nostri produttori. Noi ci fermiamo qui e ritorneremo la prossima settimana con un'altra puntata, la seconda, dedicata al Vinitaly 2010. Alla prossima! Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.